su tante, insomma, c'era tutte, ma ti ripeto, Pino, se vedi come è fatto non c'entra niente con gli altri, sono profumi, robusti, componenti tradizionali, dentro c'è poco. E poi c'è questo splitter, non ti dico quanto è grosso. Io l'ho fatto molto compatto e forse ho esagerato con il raffreddamento perché purtroppo non hanno delle lette, hanno proprio una U d'alluminio dove deve passare, deve circolare quest'aria per farlo raffreddare. Io copiai un po' dalla fotografia e è alimentato in due alimentazioni duali da 50 volts positiva e negativa a 100 ampere. Comunque ti farò sapere poi a breve. Io dovrei sentirmi con Giancarlo perché non so se ancora si trova del materiale, ma penso che gli hanno fatto un write-off parecchio tempo fa. Però se non ricordo male, mo che mi hai detto, mi è venuta in mente la parola Maicon 1000, forse è proprio quello, è Maicon 1000 della Motorola, che poi ne fanno anche uno da 4K, se non sbaglio, forse anche con gli stessi moldi, è proprio un rack, un armadio.